Io vengo molto volentieri ogni volta a questo festival. Il fatto stesso che si faccia in un luogo tra virgolette di confine è importante perché c'è un tentativo sincero di portare la cultura e il cinema là dove sembrerebbe essere scomparsa e quindi ogni volta che il film e il mio lavoro incrocia esperienze di questo tipo sono ben contento di farlo e quindi torno felicemente a questo festival per la terza o quarta volta se non sbaglio. Il film poi sta a casa in un luogo come questo perché racconta comunque di persone che normalmente non hanno voce e che da sempre io cerco di dargliela attraverso i miei film, partendo sempre dai libri, però persone che sono state anche poco raccontate dal cinema. Il film parla di tante cose, vi è un atto, sì, se vuoi, di denuncia, di indignazione per come ad esempio l'industria turistica ha usato a volte le tradizioni, vi è un atto di denuncia per come in nome del profitto tutto questo viene piegato a vantaggio di un'impresa, però il film è questo e tanto altro, è anche la storia di una famiglia, è la storia di un conflitto tra un padre e un figlio, è la storia del difficile approdo di un mondo che ha ancora sacche di arcaicità nella modernità, per cui leggerlo soltanto in un'unica direzione significherebbe privare il film di tutta una serie di altre letture possibili che ha. E saluto gli amici di Terra di Confine e il pubblico. Grazie.